Rieccoci in diretta con questa edizione straordinaria. Allora, in attesa di collegarci con Schiavonia, con Ferdinando Garavello e Francesco Ratai, ci sono nuovi aggiornamenti di varia natura. Vi ricordo nel frattempo di poco fa la notizia data dallo stesso governatore Zaia al tavolo di crisi, altri 7 casi accertati di contagio al coronavirus in Veneto e sono tutti nell'area di Vo Euganeo, quindi vanno a sommarsi ai 2 casi, uno peraltro purtroppo il decesso, ai 2 casi di Vo Euganeo più il caso del 67enne di Mira. Ci sono un po' di aggiornamenti di varia natura. Allora, la prima è questa, e siamo a Padova. Da lunedì 24 febbraio e fino a data da destinarsi, tutti gli sportelli clienti della multi-utility padovana Etra resteranno chiusi al pubblico a causa della presenza del coronavirus. Il provvedimento, spiega il presidente del Consiglio di gestione di Etra, Andrea Levorato, è stato deciso dal responsabile della sicurezza in coordinamento con i vertici di Etra, in linea con le prescrizioni diffuse dalla Protezione Civile, dalla Regione Veneto e dal Ministero della Salute, che dispongono di evitare contatti con la popolazione, specialmente nei territori di Padova Sud, ma in via precauzionale anche nelle aree adiacenti. Per quanto concerne il personale, saranno presi provvedimenti di massima cautela per gli operatori della raccolta porta a porta, mascherine e occhiali di protezione sono già in dotazione, ora ci sarà la prescrizione di indossarli sempre, senza comunque sospendere il servizio di pubblica utilità e garantendo l'igiene del territorio. Quindi chiusi gli sportelli di Etra dal lunedì 24 febbraio fino a data da destinarsi. Ci sono altre indicazioni di questo tipo, ma le diamo fra poco, perché torniamo a collegarci con Ferdinando Garavello a Schiavonia, che vedo dotato di mascherina. Ferdinando. Sì, buongiorno di nuovo. Io vi chiedo la cortesia di dirmi se sentite bene la mia voce anche con la mascherina, perché è un adempimento. Mi sentite? Ti sento perfettamente. Ecco, non è assolutamente per... Benissimo, non è assolutamente per fare scena, non è assolutamente per far mostrare qualcosa che non è vero, è un adempimento che ci viene richiesto perché in questa situazione è meglio prendere tutte le precauzioni del caso, anche per noi che stiamo lavorando qui a ridosso del fulcro di un'emergenza, quindi certo. Se ho la mascherina non è per fare un po' di scena davvero, è per la nostra sicurezza e per la sicurezza delle persone con cui verremo in contatto una volta finito certo. Questo lavoro. La notizia di questi istanti è che potrebbe uscire qualcuno dall'ospedale di Schiavonia. Stiamo aspettando di aver conferma, potrebbero rilasciare, passatemi la parola, ma visto che è un ospedale in quarantena suona abbastanza corretto, potrebbero uscire decine di persone risultate negative ai tamponi. Stiamo aspettando appunto che le autorità si mettano in contatto e che decidano, si far uscire. Qualche istante fa eravamo al di là di questo cordone, ci siamo spinti al punto massimo dal quale poter vedere e si vedono molte persone dietro le vetrate che guardano fuori, hanno tutte la mascherina, hanno i telefoni in mano con i quali stanno probabilmente contattando i familiari e c'è un po' di movimento, c'è più movimento rispetto a prima. Tra l'altro chiedo a Francesco se può avvicinare, Francesco Ratai il collega, se può avvicinare un po' la telecamera per vedere se si vede qualcuna di queste persone, perché uno dei problemi all'interno di questo ospedale è che i telefoni non prendono, è strutturato in modo tale che i telefoni non prendono dentro, quindi immaginate centinaia di persone bloccate lì che a fatica riescono a parlare con i parenti perché la rete non prende, non si può telefonare, WhatsApp fatica a funzionare all'interno e quindi devono spingerci a cercare un po' di campo in una situazione già drammatica, già dolorosa di suo, è davvero ai limiti di quella che è la sopportazione. Però vi ripeto, la notizia del momento è che qualcuno potrebbe uscire, noi saremo qui se usciranno o quando usciranno per intercettare qualcuna di queste persone, di farci raccontare cos'è successo nelle ultime 24 ore all'interno di questo ospedale. Fra le altre notizie vi confermo che cominciano ad arrivare le ordinanze da parte dei comuni del territorio che bloccano qualsiasi cosa, bloccano carnevali, iniziative, addirittura la messa a Vo non ci saranno messe domani. In pratica qualsiasi tipo di assembramento viene vietato, non ci saranno messe, non ci saranno partite di calcio, non ci saranno feste di carnevale, gli unici negozi che possono rimanere aperti sono i generi alimentari e le farmacie.
Per il resto tutto chiuso, tutto bloccato. Naturalmente Vo è l'epicentro, i sindaci di molti comuni, adesso ve li dico un po' a braccio, potrei sbagliarne uno forse perché non li ho scritti sotto mano, ma Rovolon, Teolo, Lozza Testino, Cintuganeo, Noventa Vicentina, Albettone hanno chiuso le scuole, quindi nessuno va a scuola oggi. Fortunatamente nei primi giorni della settimana prossima ci sono le vacanze di Carnevale, quindi nessuno andrebbe comunque a scuola, è tutto bloccato, è tutto fermo, e ci dicevano che anche gli altri comuni della zona stanno decidendo, per esempio Est domani avrebbe un carnevale abbastanza importante e decideranno quasi certamente di bloccare tutto. Noi a questo punto vi restituiremo la linea in attesa, vediamo un po' di movimenti carabinieri che si danno il cambio nei cordoni di sicurezza, vi ridiamo la linea se non avete domande per cercare di avvicinarci da punti più sicuri per vedere se esce qualcuno. Certo, allora vediamo di capire se riusciamo a appunto intercettare queste persone. Grazie a Ferdinando Garavello e Francesco Ratai, ovviamente l'avete visti, insomma, necessarie queste misure per garantire appunto l'incolumità. Allora, vi stavo dicendo di novità in ordine sparso, perché ovviamente in questo momento ci sono le varie decisioni da parte dei sindaci sulle manifestazioni, ad esempio quella del comune vicentino di Brendola. Allora, noi abbiamo anche la dichiarazione del sindaco vicentino di Brendola che dice appunto fra poco lo facciamo vedere subito, indice la sospensione di tutte le attività del comune di Brendola. Vi chiedo se possibile di non messaggiare in questo momento, scusate, nella chat, altrimenti si sente il rumore del messaggio in arrivo. Quando faccio vedere appunto il video da qui, di non messaggiare. Allora, sentiamo il sindaco di Brendola che parla delle manifestazioni da sospendere. È morto, per cui nell'incertezza e non sapendo come si sviluppa in questi momenti la situazione, siamo chiamati alla massima precauzione, per cui ho deciso, sentendo questa mattina alle 7:15 con Pavesi, che è il presidente dell'US 8, di sospendere in via precauzionale tutte le manifestazioni che prevedono ammassamenti di un certo numero importanti da Brendolana, quindi che prevedevano un afflusso di 7-8 mila persone, più anche la regionale dell'Itmica, perché prevedeva arrivi di persone in palazzetto intorno a 300-400 persone, e soprattutto c'erano alcune aree della zona del Padovano, quindi non sapendo, per non creare nessun tipo di allarmismo, ma proprio a titolo puramente precauzionale, abbiamo deciso di sospendere sabato, cioè oggi e domani, tutte le manifestazioni che prevedono afflussi di persone dall'esterno, in attesa di lunedì avere certezze per cui sappiamo come muoverci meglio. Lo so, una scocciatura per tutti, perché giustamente come amministrazione poi metteremo mano al portafoglio per rimborsare le manifestazioni che hanno speso soldi e che non hanno incassato nulla sicuramente, però penso che la salute sia la prima cosa. Come ripeto, è una semplice influenza, non c'è da preoccuparsi, però per evitare rischi maggiori è il caso di sospendere per un paio di giorni in modo da evitare rischi inutili e quando abbiamo certezze riusciamo a dare poi indicazioni più precise. Grazie. Allora, così il sindaco di Brendola nel Vicentino, il sindaco Bruno Beltrame, con l'indicazione della sospensione delle attività nel suo comune, nelle manifestazioni del suo comune. Adesso abbiamo in collegamento un altro sindaco da cui cerchiamo di capire un po' com'è la situazione, il sindaco di Dolo, Alberto Polo. Buongiorno sindaco. Buongiorno anche ai telespettatori. Allora, le chiedo la prima cosa, lei era al vertice questa mattina a Marghera, c'era anche lei? No, è stato invitato il sindaco di Mira, ovvero il sindaco dove il paziente risiedeva. Ecco, sappiamo però quindi è stata data un'informazione un po' errata, non è un cittadino di Dolo, ma un cittadino di Mira che è transitato per i due
ospedali di Mirano e Dolo. Certo, certo, no, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, è un cittadino appunto di Mira che però appunto è transitato per gli ospedali anche di Dolo. Allora, proprio in base a questo, voi che notizie avete? Il fatto che sia passato per l'ospedale di Dolo, cosa può comportare? Avete notizie in questo senso? Ma i vertici dell'azienda 3 mi hanno confermato che stanno mettendo in atto tutte le azioni che del caso, stanno anche predisponendo una particolare sanificazione dei reparti nei quali è transitato il paziente. Quindi è già in atto la sanificazione? Sì, stanno provvedendo a mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare tutto il resto dei pazienti che sono negli ospedali e soprattutto anche il personale che opera negli ospedali attualmente. Quindi la sanificazione... Quindi è un'azione che si sta gestendo direttamente l'azienda 3. L'ULS 3 è serenissima, certo, quindi la sanificazione sia dei reparti e del personale di Mirano e di Dolo. Si è capito quanto è stato, lei sa quanto è stato all'interno dell'ospedale di Dolo, quanto è rimasto? C'è un... No, queste informazioni ancora non, come sindaco non le ho sapute. So che stiamo attendendo un'ordinanza della Regione con indicazioni precise da adottare anche nei nostri comuni, non soltanto a Dolo, ma in tutto, penso a tutto il circondario. Quindi voi vi atterrete a questo, insomma, perché l'ha sentito, no? Ci sono i vari sindaci un po' in ordine sparso che stanno cercando di capire cosa fare. C'è chi... No, dopo guardi, io ho iniziato il mio mandato col tornado, ho imparato che assolutamente mi devo fidare di tutta la catena di salvaguardia istituzionale, soprattutto in questo tipo di frangenti. Quindi attende insomma le indicazioni della Regione, questo è il messaggio, insomma, e poi potremo dire un po' alla popolazione cosa succede, è così? Sì, assolutamente, cerco di fare la mia parte e di non aumentare la confusione che mi rendo conto sia già abbondante. Grazie allora Sindaco, grazie al Sindaco Alberto Polo da Dolo, cercheremo anche di collegarci con il Sindaco di Mira Marco Dori che però evidentemente mi pare di capire è ancora al tavolo regionale a Marghera. Stavo dicendo varie indicazioni in merito al coronavirus, c'è anche un'indicazione che riguarda la pallavolo, in conseguenza degli ulteriori sviluppi della situazione relativa al coronavirus, con particolare riferimento alla zona del Veneto e della provincia di Padova, la Federazione Italiana di pallavolo ha deciso la sospensione anche dei campionati di Serie B maschile, Girone C e Serie B2 femminile, Girone D ed E, e della giornata in programma oggi e domani e che sarà recuperata a data da destinarsi. Ieri erano state rinviate partite dei gironi A e B di Serie B maschile, dei gironi A, B della Serie B1 femminile e dei gironi B e C della B2 femminile, comprendenti zone della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La FIPA invita il Comitato regionale e i comitati territoriali del Veneto alla salvaguardia appunto della salute del comune di prendere analoghi provvedimenti, quindi ci sono anche ovviamente questi riflessi sullo sport. E allora abbiamo, questa era l'indicazione nazionale, ma c'è anche eccolo qua, l'aggiornamento dal Veneto, quindi è ufficiale la sospensione di tutti i campionati regionali per motivi precauzionali. Nella mattinata di oggi è stata ufficializzata la decisione di sospendere tutti i campionati regionali di Serie C e D, nonché di tutti i campionati regionali giovanili. Qui parliamo della pallavolo, è un comunicato ufficiale della Federvolley del Veneto. Ci parlano anche di probabile sospensione del carnevale a Vicenza, avrei bisogno di una conferma per questo. Chiedo appunto eventualmente di sentire se c'è la possibilità di sentire qualche collega a Vicenza prima appunto per avere una conferma di questa notizia. L'avete sentito, insomma, c'è chi ha deciso fin da subito di mettere in atto appunto una sospensione, chi sta aspettando le indicazioni dalla regione. Non so se abbiamo qualcuno al...
Come? Il sindaco di Spinea? Il sindaco di Spinea, buongiorno. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come si vive in questa zona appunto che ha in queste ore scoperto nella zona del Veneziano il triste dato di un contagio? Ma come si vive? Innanzitutto vorremmo non creare allarmismi, perché possono anche indurre a comportamenti particolari, anche che esulano quindi anche dal senso civico. Stiamo monitorando la zona, aspettiamo quanto dalla Regione ci daranno come indicazioni, anche comportamentali. Quello che le posso dire è che sto decentivando quelle che sono le feste private in ambienti chiusi, anche per il carnevale, tipo piccoli sagroni o dove ci sia un'alta concentrazione di persone in ambiente chiuso. Evitiamo effusioni particolari e attendiamo le varie disposizioni che pervengono dall'ASL e dalla Regione. Ecco, fondamentale a questo punto di vista, lo diceva anche ieri il presidente di ANCI Veneto Conte, è la collaborazione un po' fra i sindaci, no? Perché voi siete, certo, come spesso accade in questi casi, in trincea, in prima linea, come sempre. È indubbio, noi abbiamo la fortuna tra Riviera e Milanese di essere molto uniti, abbiamo una rete continua, quindi sia telefonica, diretta, ci aggiorniamo minuto in minuto per dare il supporto, considerando che anche gli ospedali coinvolti sono quelli del nostro bacino, e quindi ci teniamo con un filone in modo da poter tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Immagino che anche al vostro comune stiano arrivando chiamate su chiamate, perché è la zona poi, no? Il bacino, lo diceva lei, di quell'ospedale è anche il vostro. Le chiamate sono allarmate, cosa vi chiedono i cittadini? Ma i cittadini ovviamente chiedono informazioni relativamente alle scuole, che fortunatamente fino a mercoledì sono chiuse, salvo altri diciamo, indirizzi. Chiedono le informazioni più disparate. Ovviamente noi consigliamo, insomma, di stare tranquilli, di non creare troppo allarmismo e di preservare quelli che sono i buoni comportamenti. Evitiamo, insomma, di andare in luoghi troppo affollati e chiusi. Grazie anche allora al sindaco di Spinea, grazie mille, ovviamente è importante anche il suo contributo, importante il contributo dei sindaci per rassicurare tutti i cittadini del suo comune. Fra poco dovremmo avere in collegamento Carlo Inghilleri da Vicenza per capire appunto anche perché ci dia conferma della sospensione delle attività di carnevale a Vicenza, se non sbaglio, se non ho letto male, ma appunto vorrei sentirlo dal collega Inghilleri. Dovremo anche avere poi successivamente il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben. Fatemi capire se riusciamo a collegarci in tempo utile, in tempo breve. Allora, altri aggiornamenti riguardano le farmacie, leggiamo questo lancio di agenzia. La corsa all'acquisto di mascherine nelle farmacie venete era stata piuttosto blanda fino a ieri, ma nelle ultime ore la situazione è precipitata. Da stamane abbiamo visto una impennata folle delle vendite. A spiegarlo all'ANSA è il presidente di Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi. Stamani, spiega, ho aperto la mia farmacia e le prime 5 persone che sono venute sono entrate solo per questo motivo. Chi è l'acquirente tipo? Si va dall'ansioso che ha paura di contagio al viaggiatore che è in partenza e ritiene di essere esposto al rischio. Non mancano anche persone che hanno un raffreddore o una tosse e che in effetti le acquistano per il motivo più indicato, ovvero evitare di contagiare qualche familiare. Da qui l'appello ai produttori di mascherine. Dare la precedenza nell'approvvigionamento dopo gli ospedali e gli operatori sanitari al canale delle farmacie e in particolare a quelle delle regioni interessate in questo momento dalla circolazione del virus. Questo è un appello proprio che fa ai produttori di mascherine il presidente di Federfarma Veneto. Per quello che riguarda invece la necessità di informazioni da parte dei farmacisti
Su come comportarsi per gestire al meglio la situazione, spiega: per il momento non abbiamo avuto indicazioni da parte delle autorità se i colleghi in Veneto debbano o meno utilizzare mascherine quando sono dietro al bancone e quali altre misure prendere per proteggersi, oltre a una più frequente disinfezione degli ambienti che stiamo già attuando. Speriamo arrivino queste nuove indicazioni il prima possibile. Questo è il presidente di Federfarma Veneto. Siamo in collegamento con Vicenza. Carlo Inghilleri. Carlo, allora è così? A Vicenza sì, sospeso il carnevale? Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a te Nicola. Il carnevale non verrà sospeso, quindi via libera al carnevale di Vicenza. Allora, scusami, allora chiedo venia, il carnevale di Vicenza si farà? Si farà, abbiamo appena parlato proprio negli ultimi minuti, pochissimi minuti fa, con il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, quindi il tuo errore è assolutamente giustificato, Nicola, perché nelle ultime ore si è detto un po' tutto, il contrario di tutto, certo. E le notizie in questo momento, come anche i nostri telespettatori possono capire, sono in rapida evoluzione, e quindi proprio pochi minuti fa abbiamo incontrato il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, che ci ha detto che confrontandosi con i vertici regionali e sanitari è stato stabilito che il carnevale di Vicenza si potrà tenere, si va avanti, perché comunque è una manifestazione all'aperto e non si ravvedono dei rischi al momento per questo tipo di manifestazione. Tenete conto anche che nel Vicentino al momento non si sono segnalati o verificati episodi o casi sospetti, per cui si sta andando avanti con la manifestazione. Oggi pomeriggio alle 3:30 partiranno i carri. Benissimo, sì, ti sento, è che Allora, a questo punto vorrei anche aggiungere che siamo davanti a un'azienda che vende prodotti sanitari e pensate che in una mattina hanno raccolto ordinativi di mascherine che raggiungono le 25.000 unità, 25.000 mascherine che sono state ordinate in una sola mattina qui a Vicenza, in questa azienda sanitaria di prodotti sanitari. 25.000 mascherine, veramente un numero altissimo. Questo dà un po' il polso della situazione, ovviamente, di preoccupazione che c'è, inevitabile ovviamente. Allora grazie a Carlo Inghilleri che ci ha dato questa importante notizia che il carnevale di Vicenza si farà, per cui ha avuto l'informazione di prima mano tra pochissimi minuti fa dal Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Grazie a Carlo Inghilleri. Fra poco dovremmo avere in collegamento forse il direttore generale dell'ULSS, fatemi capire se parliamo del dottor Dalben o del professore dottor Bramezza. Ecco qui. Adesso invece vi do questo aggiornamento. 450 sarebbero le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale di Schiavonia a causa dell'allarme di coronavirus. Di questi 300 sono pazienti e 150 dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l'effettuazione del tampone per accertare l'eventuale contagio. L'ospedale di Schiavonia ha complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si trovava ieri nei reparti sarà sottoposto al test. Questo è lo scenario che ci ha raccontato il nostro Ferdinando Garavello, che si trova in quella zona. Non so se non abbiamo ancora il direttore generale dell'ULSS. Direi anche fra poco di collegarci intorno all'1 con Venezia, con Marghera, perché dovrebbe esserci anche il cosiddetto punto stampa del governatore Zaia. Ovviamente il punto stampa sono le indicazioni finali che emergono dal tavolo e, come avete capito, anche per poter gestire le numerose informazioni e l'evolversi costante, questo punto stampa è stato aggiornato e slittato di ora in ora. Dovrebbe essere intorno alle 13
collegamento insomma, e quindi le informazioni con le attese indicazioni. Avete sentito i sindaci, molti sindaci, appunto gran parte dei sindaci stanno attendendo indicazioni dal tavolo regionale, dalla unità di crisi a Mestre. Nel frattempo continuiamo a vedere se ci sono delle novità per quanto riguarda disposizioni varie da parte dei sindaci oppure da parte delle varie istituzioni. Dicevamo in questo momento abbiamo, ecco qui, c'è una, vediamo un secondo, vi chiedo se abbiamo qualcosa da poter, ve lo chiedo anche dalla regia, chiedo anche a Cristian Arboit. Nel frattempo facciamo così, facciamo risentire il Premier Conte. Il Premier Conte ieri sera, quando parlava dell'emergenza coronavirus, un po' in risposta anche alle polemiche di Salvini. Confermiamo, in Italia abbiamo assunto le misure di massima precauzione e comparativamente rispetto ad altri paesi, anche paesi a noi vicini, continuano ad essere misure, diciamo, di massimo livello precauzionale, quindi francamente non è questo il momento per sollevare queste perplessità o per rimproverarci alcunché. C'è semplicemente da mantenere un costante monitoraggio, una costante disponibilità, se del caso, a rivedere queste misure per incrementarne ancora più l'efficacia. È quello che stiamo facendo e siamo disponibili addirittura ad adottare ulteriori misure ove necessario. In questo momento possiamo rassicurare la popolazione, i cittadini che ci ascoltano, che abbiamo adottato misure per isolare e mettere in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi di coronavirus, con i pazienti certificati positivi. Lavoriamo con il massimo coordinamento, massima volontà di esprimere la massima efficacia operativa. Allora, questo è il Premier Conte nella notte. Il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, è in linea con noi? È caduta la linea, dovremmo avere allora fra poco anche il dottor Bramezza, direttore generale dell'ULSS 4. C'era ovviamente anche lui all'unità di crisi delle ULSS, come tutti i direttori delle ULSS, per fare un po' il punto della situazione. Vi chiedo, Ferdinando Garavello, c'è un aggiornamento da Schiavonia? Non c'è ancora. Io vorrei risentire fra poco anche Carlo Inghilleri da Vicenza. Non so se... Ecco, questo era la... Ecco, chi abbiamo al telefono? Carlo Bramezza. Dottor Bramezza. Qua, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno. Immagino che sia una mattinata un po' concitata, direttore generale dell'ULSS 4. Allora, cosa ci può dire, dottore? Ma noi siamo riuniti in unità di crisi aziendale a San Donato Piave con il direttore sanitario, il direttore del Dipartimento di Prevenzione e tutti gli altri tecnici che fanno parte di questo comitato. Stiamo seguendo tutte le linee che la Regione, l'unità di crisi regionale siamo in stretto contatto con loro, ci sta dando. In questo momento non c'è nessun caso nel Veneto orientale, teniamo monitorato strettamente il territorio e quindi per il momento insomma è tutto a posto. Ecco, come giudica un po' quello che sta avvenendo, insomma, da medico? La preoccupazione c'è? È una situazione che si può gestire? Sì, noi siamo pienamente pronti a gestire un'eventuale situazione che dovesse recarsi. Le indicazioni che ci arrivano dalla Regione e dal Ministero sono molto chiare, il nostro personale è già stato informato già da giorni ed è preparato ad affrontare eventuali emergenze
che in questo momento però, ripeto, non ci sono e quindi non c'è nessun allarmismo. Benissimo, benissimo, grazie. Allora, grazie al dottor Bramezza, direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Ci richiede la linea Carlo Inghilleri da Vicenza. Carlo. Fra poco, allora facciamo la pubblicità e fra poco sentiamo Carlo Inghilleri.